Pensiero del giorno, giovedì 5 dicembre. Scoprire il bene nascosto. Tu e lui, due membra di Cristo. Ogni parola di Dio è il minimo e il massimo che ti chiede. Per questo, quando leggi amerai il tuo prossimo come te stesso, hai la misura più grande della legge fraterna. Il tuo prossimo è un altro tu e devi amarlo come tale. Se piange, piangerai con lui. Se ride, riderai con lui. Se è ignorante, diventerai ignorante con lui. Se ha perso il padre, ti identificherai con il suo dolore. Tu e lui siete due membra di Cristo e non fa differenza se uno o l'altro soffre. Ciò che conta per te è che Dio è padre per entrambi. Quindi non cerchi scuse per l'amore. Il tuo prossimo è chiunque ti passa accanto, ricco o povero, bello o brutto, ignorante o colto, santo o peccatore, del tuo paese o straniero, sacerdote o laico, chiunque. Provi ad amare chi ti tocca nel momento presente della tua vita e scoprirai in te nuove forze che forse prima non conoscevi. Daranno sapore alla tua vita e risponderanno ai tuoi 1000 perché. Chiara Lubich, L'arte di amare, Cittanuova editrice. Parola di vita, dicembre 2024. Nulla è impossibile a Dio. Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 37.